Il meccanismo era molto semplice. Ai clienti proponeva uno sconto se il pagamento della prestazione professionale veniva effettuato in nero anziché con regolare fattura. Uno sconto che doveva essere abbastanza consistente, visto che i pazienti, rinunciando alla fattura, rinunciavano anche alla possibilità di detrarre la spesa sanitaria dalla dichiarazione dei redditi. Già, perché il professionista in questione è un noto dentista con studio medico in provincia di Treviso. Con questo sistema negli anni il dentista era riuscito a nascondere al fisco incassi consistenti. Con riferimento agli anni d'imposta dal 2017 al 2022 non ha dichiarato compensi per 408.000 euro e ha invece contabilizzato costi indeducibili per ulteriori 285.000 euro, per una complessiva base imponibile sottratta a tassazione pari quasi a 700.000 euro. Singolare e sofisticato il metodo utilizzato dall'odontoiatra per nascondere gli incassi non fatturati. Abbiamo scoperto che il software che l'odontoiatra utilizzava per gestire gli appuntamenti con i clienti, le schede mediche e le fatturazioni veniva invece utilizzato per di fatto tenere una doppia contabilità. A fianco della contabilità ufficiale, il professionista ne aveva un'altra, ovviamente non esibita nel corso del controllo, nascosta nel gestionale dello studio ed individuata dalle fiamme gialle. È stato così ricostruito il reale volume d'affari del dentista, con un totale di imposte evase tra IRPEF e IRAP di 330.000 euro.